siamo nello stand di Oppo Veneto. Saluto Andrea Tosato, presidente del consorzio del radicchio IGP di Treviso e variegato di Castelfranco. Allora presidente, abbiamo schierati qui davanti, uno lo evochiamo in fotografia, è un po' in attesa dell'inverno, della stagione invernale. Intanto è già di buon auspicio vederci di persona ad una fiera dopo quasi 2 anni. Certo Andrea, è un piacere rivederti di persona e con te tutti gli spettatori. Sì, questa fiera, prima giornata di fiera bella, positiva, anche voglio dire con dell'interesse. Chiaramente il nostro fiore all'occhiello tardivo che aspetta la sua stagione. Siamo in fase di partenza con il radicchio di Treviso precoce, che ormai è stato cominciato a legare, quindi la sua fase di forzatura in campagna, e fra pochi giorni sarà pronto e disponibile sui mercati. Il variegato di Castelfranco disponibile da 1° ottobre. Ecco, allora vogliamo ricordare intanto, lo facciamo perché li abbiamo qui davanti, le caratteristiche di queste 3 tipologie di radicchio. Allora, partiamo da questo, Presidente. Il radicchio di Treviso precoce è il primo prodotto radicchio di Treviso disponibile sul mercato. È così buono e croccante perché viene legato nella parte apicale del cespo e quindi la parte interna matura e diventa rossa, bella e croccante. Poi parliamo di quello di Castelfranco. Variegato di Castelfranco, anche lui ha il suo processo di forzatura, può essere forzato in un paio di sistemi, o in sabbia o in acqua, o comunque tenuto al buio, ok, con dei sistemi, e anche questo pronto da commercializzare dal 1° ottobre. Ogni gusto la sua stagione. Chiaramente il nostro fiore all'occhiello, il radicchio di Treviso tardivo IGP, con tutte le sue fasi di lavorazione. Gli esperti e anche non cominciano a conoscerlo molto bene, e da quest'anno una novità: riusciamo a essere in commercializzazione quindi una quindicina di giorni prima, perché è stato approvato un nuovo disciplinare, quindi previe qualità organolettiche e ottima qualità si può raccogliere 15 giorni prima. Secondo giorno qui a MacFruit edizione 2021 alla Fiera di Rimini. Siamo nello stand di Oppo Veneto, sono in compagnia, e lo saluto, di Carlo Benozzi, presidente del consorzio dell'asparago di Badoère IGP bianco e verde, perché dobbiamo sancire l'entrata in vigore del nuovo disciplinare, quindi tante novità per quanto riguarda l'asparago di Badoère. È stato un progetto che è partito da lontano, ma sentiamo proprio dalle parole di Carlo Benozzi di che cosa si tratta. Buongiorno a tutti. Sì, è un progetto che è partito circa 4 anni fa. Finalmente siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del nuovo disciplinare, perché per noi è un traguardo molto importante, perché con l'introduzione delle nuove cultivar e soprattutto anche di una dicitura di seconda ci permetterà di ampliare la nostra produzione, di avere nuovi soci, e oltretutto di poter lavorare anche il prodotto che non è di prima qualità, quindi la famosa seconda, di poterlo dare per l'industria di trasformazione. Infatti il vecchio disciplinare era molto restrittivo e ci ha limitato in questi anni, perché avevamo molti soci e in questo momento contiamo di farne di nuovi. Quanti sono i soci del consorzio? Trentina, sono cresciuti negli ultimi anni, però ne abbiamo molti che sono in stand-by perché aspettano appunto il nuovo disciplinare per poter lavorare con le nuove varietà che in questi anni si sono state introdotte. Sono in compagnia, e lo saluto, di Massimo Tovo, presidente del consorzio dell'aglio bianco polesano DOP, una delle eccellenze in mostra qui nello stand di Oppo Veneto. Benvenuto Presidente. Allora, oggi parliamo di un prodotto, un'eccellenza del territorio della provincia di Rovigo. Parliamo dell'aglio bianco polesano DOP. DOP perché, Presidente? Ma sono 29 i comuni della provincia di Rovigo che possono identificarsi nella DOP.
DOP perché testimonia un percorso storico dell'aglio, quindi parliamo di una zona di produzione plurisecolare per il prodotto che grazie alla DOP ha rivalutato la sua immagine, perché arriviamo nelle case del consumatore con il nome del produttore e con tutto quello che sta dietro, quindi la filiera, la tracciabilità per la sicurezza alimentare, che non è cosa da tutti i giorni, insomma. Saluto Luigi Mancon della Società Agricola Mancon di Loreggia in provincia di Padova. Allora, Luigi, parliamo di funghi, arriva l'autunno, quindi è la stagione più deputata al consumo di questo prodotto, ma noi vogliamo sapere un po' di notizie su come è nata la vostra azienda. È un'azienda a conduzione familiare, affermata, ed è un'azienda in continuo sviluppo. Sì, allora salve a tutti. Allora la nostra è un'azienda storica. La nostra azienda è nata praticamente nel 1989 dai miei genitori, che sono partiti a iniziare a coltivare questo fungo Pleurotus. L'azienda è poi proseguita, ci siamo sempre ampliati e dopo praticamente nel 2000 circa abbiamo iniziato a inserire praticamente la parte delle insalate. Il fungo Pleurotus, i nostri principali canali di vendita sono la grande distribuzione e i mercati ortofrutticoli. Serviamo un po' tutta Italia e anche una piccola parte dell'estero. Il Pleurotus praticamente nasce dal substrato di paglia, praticamente è paglia di grano duro che viene macinata, pastorizzata, subisce delle lavorazioni e poi noi dobbiamo essere bravi a ricreare sempre l'ambiente autunnale. Adesso abbiamo già tutto l'ambiente a nostro favore. L'ambiente autunnale vuol dire condizioni di umidità e di temperatura adeguate, ottimali. Abbiamo delle strutture dove abbiamo degli impianti di ventilazione e di umidificazione e riscaldamento, dove dobbiamo ricreare, tenere i 10-12 gradi ambiente e una ventilazione come se fosse naturalmente nel bosco, quindi una crescita naturale. Siamo nello stand di Oppo Veneto, dove sono in mostra le eccellenze dell'ortofrutta regionale, e ci ha raggiunti il presidente del Consorzio del Radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolopalo. Benvenuto Presidente, allora ci si ritrova e comunque fa piacere di trovarsi appunto in presenza. Indubbiamente ripartire è un fatto estremamente positivo. Siamo ripartiti dopo quasi 2 anni da Fruit Logistica di Berlino. Arrivare a oggi a essere qua è una bella cosa, indubbiamente. Allora, in questi 2 anni noi abbiamo continuato a raccontare la filiera agroalimentare veneta e siamo stati a trovare proprio durante i giorni del lockdown il presidente Boscolopalo e alcuni soci che lavoravano proprio in campagna. Era il periodo, se ricordate, lo potete andare a vedere perché fa bene proprio il ricordo sul nostro canale YouTube. C'era un servizio, allora ricordo eravamo a febbraio-marzo, voi eravate in campo e questa era la testimonianza che non vi siete mai fermati. L'aspetto dell'orticoltura non si è mai fermata, l'ortofrutta non si è mai fermata, quindi l'attività agricola non si è mai fermata. Noi abbiamo affrontato il lockdown in una maniera ottimistica per il lavoro che mettevamo in campo, molto pessimistica poi è arrivata con tutte le difficoltà l'aspetto della commercializzazione e quindi con prezzi che erano ben al di sotto del costo di produzione. Questo nel 2020. Nel 2021 si è invertita un po' la tendenza, perché ovviamente i rischi abbiamo cercato di ridurli negli impianti, è venuto meno tanto prodotto e quindi quest'anno è stato un anno abbastanza positivo sotto questo punto di vista. E come consumatori quando si parla di radicchio di Chioggia c'è quell'acronimo IGP, indicazione geografica protetta, che
a me piace sempre ricordare. Che cosa vuol dire, Presidente? Vuol dire la nostra storia ed è una storia che solo i produttori che si fregiano di questo marchio di indicazione geografica protetta possono raccontare. Ospite ai nostri microfoni qui della postazione di Verda Nord-Est Franco Zanette dell'azienda La Perla di Arcade in provincia di Treviso. Allora, quello che vedete in mano è il topinambur, lo pronunciamo alla francese. Allora, questo era conosciuto anche come il carciofo di Gerusalemme, mi raccontava Franco. E poi che altre curiosità ci sono su questo, Franco? È un tubero che ha il sapore molto simile al fondo di carciofo e noi lo coltiviamo da più di 30 anni, quindi ringraziando mio papà che ha deciso di fare questa coltivazione avendo già un'azienda in Canada e quindi vedendo che c'era qualche etnia che lo consumava. È un prodotto che fa bene e che è stato per me molto difficile da piazzare nel mercato e da farlo conoscere. Perché questo, Franco? Ma perché non abbiamo la cultura, l'italiano non ha la cultura del topinambur, il francese, il piemontese perché vicino comunque di confine lo consumavano sulla bagna cauda, su qualche salsa, ma l'italiano ha iniziato negli ultimi 15 anni ad apprezzarlo. Allora, l'uso in cucina, perché poi magari qualcuno da casa dice ma il gusto un po' intenso, non è vero, questo si presta veramente a molteplici usi, poi ce n'è anche uno particolare, ma quello lo vediamo per ultimo. Allora, in cucina è molto facile e dobbiamo sfatare il mito che il topinambur va pelato. Noi cerchiamo di fare il possibile, diamo un prodotto pulito e spazzolato e quindi basta tagliarlo a fettine, settarlo in padella aglio, olio, prezzemolo, farlo gratinato, fare il risotto e il non plus ultra ovviamente lo troviamo nella chips. Le chips sono queste e come riusciamo a farle anche a casa noi, Franco? È semplicissimo, basta tagliare la chips e come una patata asciugarla, volendo si può infarinare con una farina molto leggera o farina di riso, ma non sarebbe neanche indispensabile, quindi basta friggerle con un buon olio. Stand di Oppo Veneto qui a MacFruit 2021, quando la storia di un'azienda nasce dalla terra, dalle zucche e dalle zucchine e poi arriva ad altri prodotti. Stiamo parlando della Carioni e qui con noi c'è Francesco Carioni che è la quarta generazione di una storia proprio iniziata con le zucche e le zucchine. Allora, Francesco, raccontaci chi siete, da dove venite e magari anche dove state andando. Beh, l'azienda Carioni è nata nel 1920 dal nostro bisnonno Tommaso Carioni, da lì poi si è sviluppata crescendo sempre di più nell'ambito ortofrutticolo. La tradizione e la passione per il terreno nasce appunto dalla cultura delle zucche e delle zucchine del nostro territorio, che man mano si è tramandata di famiglia in famiglia. La caratterizzazione appunto della nostra azienda è quella di creare filiera con dei partner e con il terreno agricolo sul quale viviamo, dando anche al consumatore un prodotto che caratterizzi le sue richieste. Allora, i prodotti che vediamo qui sono i vari formaggi, la ricotta, il primo sale, ma anche gli yogurt e poi vediamo anche i piatti pronti oltre al latte e a specialità DOP che magari non conosciamo. Adesso questo è tipico delle zone, delle vostre zone, che ricordiamo dove siete voi. Cremasco, nella zona di Cremasco, provincia di Cremona. Appunto il salva cremasco è una tradizione tipica del nostro territorio, di quando gli animali tornando dall'alpeggio producevano del latte che veniva appunto salvato grazie a questo prodotto che veniva fatto in forme simili a quelle dello stracchino. È un prodotto particolare con una pasta gessata e una caratteristica di 75-90 giorni di stagionatura.
E tra le eccellenze nello stand di Oppo Veneto anche le specialità della Giardiniera di Morgan, un'azienda familiare della provincia di Vicenza che nel 2012 ha avviato un laboratorio in cui interpretare le verdure di stagione. Le ricette lanciate sul mercato sono diverse e in particolare nella linea della Giardiniera di Morgan sono 5 come i membri della famiglia di Morgan, ognuno dei quali ha ideato la sua ricetta particolare. La Giardiniera di Morgan può essere gustata da sola o in abbinamento a carni bollite, pesce o salumi della tradizione, si presta a sprigionare il suo carattere agrodolce in tante preparazioni. E poi anche la linea dei piccoli di Morgan, tante soluzioni creative con materie prime di qualità e una marcia in più per tutti i piatti a cui si accompagnano.